Sappilo, non son disposto a dimettermi. Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Hollanda mi. Gira la roda, la roda, la roda, la gira. Gira la roda, la roda, la roda, la gira. La gira, Silvano, peggio per te. Buonasera. Puntata particolare, gentili telespettatori, di Silvano. Siamo all'interno del mulino Moras, siamo a Clauliano, in comune di Trivignano Udinese, nell'aperta campagna friulana. Allora ci stiamo spostando all'interno del mulino, soprattutto mi dicono il padrone di casa, così mi hanno detto. Allora, il padrone di casa cosa dice? Non sono io. Non è lei il padrone di casa, però lei è quello che la mescita, no? Sì, sì, sì. La mescita sta funzionando bene? Sì, fa molto bene, perché è vino molto buono. Mi hanno detto che ha un buon tai. Sì, ecco come, aspetta un momento. Faccia tranquillo lei. Ecco, vedete la particolarità, il vino della pianura, no? Perché si dice tanto che il vino della pianura, qua siamo nelle Grave tra l'altro, è a confine quasi con la Friuli Annia da una parte e la Friuli Aquileia dall'altra. E allora adesso aspettiamo che arrivi questo tocco di bianco, vista anche l'ora, no? Allora, tocco di bianco, andiamo subito ad assaggiare, aspettiamo che anche lei... mi pare che lei calioso. Tengo un brindisi. Salute. Salute allora. Senza che il buon tai di Blanco. Che cazzo dice Toccai? Toccai, sì. Friulano. No, alle di Cormons, di Magnas. Dunque allora non siamo nelle Grave ma siamo nel Colio, anzi no, nel Friuli Zonzo. Là è già Friuli Zonzo. Siamo nella zona di Angoris, allora, in questo caso siamo al vino di Angoris. Continua il nostro viaggio all'interno della giornata qui al Mulino Moras. Allora abbiamo un signore che viene da Marano. Lei viene da Marano? Sì, sì, vengo... Bene che noi sappiamo tutto. Facciamo finta che non ci eravamo conosciuti prima. Senta, è una bella giornata, soprattutto si mangia e si beve bene, no? Si beve bene, si mangia e si beve bene, sì. Soprattutto in belle giornate che per scoviarsi di tradizioni spurlane. Certo. E dopo tanti anni che sta via per il mondo, si viene a scuiarsi di buono, no? Mangia adesso. No. Mi ha detto che il salame è perfetto. Perfetto, anche la fortale, il formato, tutto buono. Bieli giallini, Sono bieli giallini, sai? Bieli giallini, sì. Dalla segna allora a fine di degustare il suo piatto. Grazie. Un'altra rappresentante della famiglia Moras. Io sono adottata. Lei è adottata? Adottata dalla famiglia Moras. Questa sera mi occuperò di tutto il dopo cena con i drink per quanto riguarda l'abbinamento anche al tè che stanno facendo il corso in questo momento e quindi niente, abbiamo unito un po' di vecchia generazione alla nuova generazione e speriamo che la serata vada bene. Ma che volte signore esistevano gli happy hour? No. Io non ho un'età tanto avanzata, però quando non si lava a Balao, a Tor, gli happy hour non esistevano. In un'altra maniera? Senz'altro, sicuramente si faceva... Si lava io il sorelli, no? Sì, sicuramente, chiaro. Come le due cambiate sicuramente, le due modernizzate, tutti disegni angusta anche cambiare, perché sennò una volta si chiappava, si aspettava il moroso, no? E le mamme non lasciavano la fuori. Lava e fermentava. Esatto, invece come no? Le due cambiare sicuramente, però insomma bisogna anche cambiare e stare ai teams. Sicuramente, no? Noi vi lasciamo tanto ci vediamo dopo. Siamo stati in un'altra location, adesso siamo nell'area Dentesano, dunque salumi, mentre qua abbiamo il pane fatto con il mulino Moras. Allora andiamo a sentire la signora, qua tutto bene? Tutto bene, grazie. Andando tutto alla perfezione. Tutto alla perfezione, sì. Stiamo cercando di organizzare al meglio per riuscire a smaltire il più possibile. Mi permetta, quando accontentare la gente. Ecco, ma soprattutto quando i prodotti sono di qualità, il risultato arriva. Ma certo, quello sì. Sì, per tutto. Tutta roba fatta da voi.
No, questa qua è tutta roba fatta dai nostri panifici, dai panifici che si riforniscono. Quella è la farina sì. E anche le lievitazioni e tutto, naturali, sì. Allora non resta che io adesso la lascio perché so che il tempo è tiranno, no? Però soprattutto conviene venire da voi. Quello sì, sicuramente. Perché si può Certamente, da me in negozio, sì, perché sono io nel negozio. Sono io nel negozio, sì. Tutti prodotti di ottima qualità e tutti naturali. Non abbiamo dubbi. Ecco appunto. Buon lavoro. Grazie. Allora vediamo salame, salamino e là abbiamo, non c'è più niente. Qua invece vediamo l'area dove è stato. Signora, cosa ha preso di buono? Ho preso il salame, il formaggio e la frittata. Da dove viene? Da Trivignano? I propri autoctoni. Ah, sì, Doc, sì. Dove va sul sicuro? Sì, a cliente loro. Noi la lasciamo che intanto ordeni Gatte Robis e buon appetito. Grazie. E vedevo che la spinata il vino. C'è stata spinata, sì. Perché chi zovi sono difficoltà. Non sanno fare. Sono abituato a attaccare il bottone. Esatto, una volta sì, ma io soffri. E dopo il vino furbang. Il vino più buono, no? Per forza. Io la frasca e vengo. Che l'altri al in sotto, e io sofflavo in modo che il vino fuori, no? Bene. Non sapevano farlo vino fuori. Si soffre. Le gioventù di voi. Ma sei moderno. Bene, Buon appetito. grazie. La padrona di casa. Oh Madonna! Allora cosa devo dire? Che in piene giornate, no? La gente sta arrivando. Che è una bellissima giornata, che sono veramente contenta perché si aspettava tutt'altro. Insomma, il tempo fin come sta tegnendo, quello è importante. Sì, ecco, quello è importante. Dopo ho visto che è arrivata tanta gente e quello proprio sono felice, ecco. L'importante è le riscuviazzi, no? Che tradizione sfurlante. Più di tutto per tornare un po' indietro, almeno per conoscere, ecco, un po', vero? Quella tradizione, no? Che cementifica il passato con un occhio sempre verso il futuro, però senza dimenticarsi chi si era. Non bisogna mai dimenticarsi, perché questo sono valori importanti questi, ecco, vero? Bene, signora, noi la lasciamo andare a controllare la situazione, vedo che lei tiene tutto sott'occhio. Grazie. Tutti bravi, no? Sì, veramente. Dove scappa? Ci aspettano al mare. Dove l'aspettano? Dica la verità. Al mare, così nera. Bisogna sempre, il mare è la nostra vita. Comunque è una bella giornata. Bellissima, ma poi i Moras sono sempre i Moras. Moras è sinonimo di qualità. Ma io li conosco, Massimiliano, che eravamo all'asilo assieme. Fenomeni. Bene. Brava gente. La lasciamo andare al mare. Grazie. Qui abbiamo altre due rappresentanti quest'oggi a seguire questo bel evento. Guardate che mi giro di qua. Allora intanto sentiamo la signora. Buonasera, la prima volta che vengo qua. Di dov'è lei? Di Cusignacco. Di Udine. Udine Sud, sì. È interessante, vediamo se possiamo vedere questo mulino, adesso aspettiamo. Siamo col giro arancio. Adesso fino alle 22. Ah, buon, sì. È tempo, no? Sì, non c'è premura. Siamo in festa, no? È giornata giusta. Esatto. Concorda? Assolutamente sì, è un bel evento, è una cosa diversa ed è sicuramente interessante vedere un mulino mai visto prima, quindi volentieri siamo qua. Momento giusto, anche la serata perfetta, assolutamente, provare appunto questa nuova esperienza. Poi la città, no signora, che invoglia a uscire, no? Sì, poi dicono di questo borgo medievale qui vicino a Clauiano che è molto interessante. Quello sarebbe proprio da andare a vedere. Da vedere e scoprire. Da scoprire, esatto. Gli antichi borghi, no? Dicono. Tutto bene? Tutto bene, grazie, sì. Ecco, queste simpatiche contadine, no? Viene ancora meglio la prenotazione? Beh, si spera, insomma, noi facciamo del nostro meglio. Avete visto Anna Pantanalli che sta seguendo la visita? Ok. Adesso dopo andiamo bene a recuperare. Ecco, sì, è il caso, insomma, io più di tanto non posso dirvi. Dal sorriso vedo che va bene. Sì, è un'iniziativa molto interessante, è bello poter entrare. Dove viene? Da Udine. Comunque dalla zona, insomma. Sì. Comunque si scopre sempre qualcosa di nuovo, no?
Sì. Certo. Sì, beh, più che altro magari cose a cui non siamo abituati, con cui non siamo abituati a entrare in contatto, magari cose più pratiche che si stanno dimenticando un po'. Anche perché la città porta a questo. Sì. E anche il moderno. Purtroppo, sì, sì. Conferma? Sì, confermo tutto. Che la città ogni tanto bisogna staccare, no? Sicuramente, visitare o tornare un po' a vedere da dove vengono le cose, materie prime, le radici delle regioni dove si è nati, dove si vive, sicuramente sì. Conferma anche lei? Assolutamente sì, poi insomma riscoprire, no? Anche questi ingredienti, queste cose sicuramente... Soprattutto scoprire che il grano turco non è turco. Assolutamente sì, no? E scoprire le differenze tra grano duro, grano tenero, no? Quelle cose che di fatto in realtà non si sanno, no? Perché il mondo moderno sicuramente non porta a conoscere questi aspetti. Anche perché sennò bisogna andare su Wikipedia. No? Assolutamente sì, no? E ogni tanto invece staccarsi da Wikipedia e vedere le cose con i propri occhi e dal vero, e oltretutto scoprire le cose che i nostri nonni conoscevano benissimo. Noi conosciamo Massimiliano Moras solitamente sui campi, no? Sui campi di calcio, non sui campi diciamo del mais, però insomma il tuo lavoro è questo principalmente. Guarda, il mio lavoro, la mia famiglia logicamente mi ha dato questo, adesso di fatto mi ha interrotto in una conversazione calcistica che è quella che è sempre la mia passione. Allora adesso la fortuna che noi abbiamo i figli che stanno portando avanti, quindi è la quinta nostra generazione che sta continuando. Geremia, mio figlio, è andato al mio posto, è diventato il tecnico mugnaio per la soddisfazione del nonno. E quindi mi ha dato anche la libertà a me di seguire il mio sogno, che è quello di continuare sempre ad allenare. Mia sorella è responsabile, mia nipote che è tutto diciamo il marketing, mia moglie che gestisce tutta la parte del negozio. Siamo tutti in una condizione familiare, mi piace l'affluenza di tutte le persone, quindi vuol dire che stiamo seminando e anche macinando molto bene. Ma questo mulino funziona più secondo un sistema classico oppure all'olandese col 4-3-3? Restando sempre in tema. Guarda, questo è un mulino offensivo, quindi possiamo metterci tranquillamente il 4-3-3 che ti dà grosse soddisfazioni. Qui bisogna ringraziare mio papà perché ci ha sempre creduto, ci ha sempre fatto capire il valore che aveva tutto quello che lui stava facendo quando ha iniziato a lavorare, ci ha sempre fatto innamorare tutti di questo lavoro qui e adesso noi speriamo di essere grati a lui dandogli questo tipo di soddisfazione, vedendo anche l'affluenza delle persone, perché il mulino bisogna ringraziare chi sta continuando ad andare avanti perché sta andando avanti molto bene anche con una linea moderna. Visti i tempi? Sì, visto i tempi e vedere, ti dico pur, che riusciamo ad essere una ditta che sta andando avanti ed riesce anche ad uscire dalla regione, fa veramente molto piacere. Signor Sindaco, grande evento quest'oggi, ancora una volta Moras dimostra la friulanità ma soprattutto quel concetto di sposare il tipico nel 2.0. È stata una giornata, una serata straordinaria che la famiglia Moras ha dimostrato grande squadra soprattutto, ma anche grande capacità organizzativa e il risultato c'è stato. Ancora una volta la gente ha risposto. Devo dire di sì perché è stato un evento molto partecipato non solo dalla comunità di Trivignano ma anche di moltissimi paesi limitrofi, ho visto anche molti sindaci, quindi vuol dire che hanno colto nel segno veramente l'appuntamento. Soprattutto una esperienza che si può rinnovare, no? Ma credo che loro hanno già capito che il prossimo anno possono fare qualcosa di ancora più importante. Quest'anno è stata una prova che è riuscita molto bene. Senta, in tempi di crisi quanto conta il turismo? Ma il turismo è fondamentale, abbiamo una filiera, una regione, un territorio importante che può ancora parlare molto di sé, bisogna fare squadra, bisogna fare gruppo e dimostreremo di poter far bene anche in Friuli Venezia Giulia. Dicono che tu sei la persona che alla fine decide un po' se il grano è di qualità o meno. Esattamente, sì, decido se il grano è di qualità o meno, lo guardo se accettarlo oppure meno e dopo vado a decidere anche le miscele per preparare tutte quante le farine. In base alla richiesta che io ho vado a preparare le mie farine, quindi chiamerò o un tipo di grano più forte o un tipo di grano più debole in modo da miscelarli e darmi il risultato che io voglio avere. Senti, ma questa nazionale adesso, no? Sì. Se passava magari da te, riuscivi a miscelare qualcosa di più decente magari da presentare al mondiale?
No, ma qua nel nazionale basta avere un minimo di passione, basta dargli un minimo di valore alla propria terra. Il contadino dovrebbe dargli valore alla propria terra, non come adesso che va a vendere il suo prodotto solamente al biogas e lì c'ha il soldo facile. Dovrebbe avere la passione di coltivare la terra e lì, cioè qua se si vuole si possono fare dei grani buonissimi. So che il nonno è contento. Il nonno è super contento. Ma il nonno ti viene ancora dati i calci per dire vabbè ma... Non uno solo, almeno 10 al giorno, va? Come si dice il Lopez? Tanti Lopez al giorno, però spero che questo mi faccia crescere. Sono quelli che servono. Esatto. Bene, auguri e complimenti. Grazie. Ci racconta un po' com'è questo mulino morto. Allora, alle 10:20, dopo almeno penso 25 giri al mulino, dalle 5 da cui sono partita, il mulino è un posto speciale, è un posto dove si trasforma il grano in farina ed è per noi un piacere poter far capire alle persone quello che facciamo, perché solo così le persone sanno quanto lavoro c'è dietro quella farina che trovano nel sacchetto e che bisogna saper scegliere la farina per poterla usare per avere un buon prodotto. Per noi questa festa è stata una grandissima soddisfazione, è venuta tanta gente, speriamo di aver fatto il meglio che potevamo e al prossimo anno senz'altro. Soprattutto è aperto tutto l'anno. Certo, noi possiamo fare per le scuole, facciamo visitare per dei gruppi, quindi assolutamente noi siamo sempre aperti a far vedere quello che facciamo. Non resta che dire ai nostri telespettatori, grazie come sempre per l'ascolto, ringraziamo Anna per l'ospitalità e non resta che dire alla prossima. Silvano, non valevo le ciccioli, Silvano, Chico Guarche de Olanda gira la rotola, 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 gira la rotola, 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 gira e la gira, Silvano, peggio per te, Silvano, peggio per te, bada badi bada bada bam bam bam.